Stasera è mercoledì e non è lunedì, ma c'è corner, come sempre arriviamo all'indomani della partita del Catania. Grazie ad Angelo Patanè che è accanto a me. Facciamoci del male infrasettimanale, diremmo, ma no? adesso ci sarà una serie di appuntamenti infrasettimanali che non mancheranno. Alessandro Vagliasindi. Buonasera. Buonasera anche a Naomi. Buonasera, buonasera agli amici a casa. E buonasera Francesco Rapisarda, grazie per essere con noi questa sera. Io non conosco Francesco Rapisarda. Come non conosci Non lo Francesco? conosco Ciccio Rapisarda. Ciccio Rapisarda, che è un giocatore del Catania. All'anagrafe come risulti? Ciccio, all'anagrafe. Non posso fare, adesso la titolare dice non ci mettiamo Ciccio Rapisarda, la mettiamo Francesco Rapisarda. Non lo conosco. O Cicciuzzo. O Cicciuzzo, va bene. Esatto. Allora, arriviamo subito al dunque. Allora, cominciamo subito l'analisi della partita o la rivediamo questa partita? Vediamo il filmato, dai. Vediamo il filmato così ci facciamo ancora... Altro male. Benissimo, vediamo allora la copertina di corner di oggi. Allora, abbiamo rivisto la partita su queste note particolari di una canzone di un po' di tempo fa. Empire of the Sun. Esattamente, Alessandro ha captato subito, però adesso cerchiamo di parlare non di musica, anche se questa è la settimana, diciamo, del Festival di Sanremo e quindi magari potremo fare delle digressioni. Siamo competitor di Sanremo. Siamo competitor di Sanremo, ma momento... sono convinto che siamo competitor buoni, Angelo. Assolutamente sì. Francesco, ieri Ciccio, tu non sei stato in campo, non hai partecipato a questa partita, però alla fine il Catania torna a casa ancora una volta con una sconfitta, che è una sconfitta che ha delle caratteristiche simili a moltissime altre che abbiamo visto in questa stagione, cioè la incapacità di poter recuperare, di ribaltare comunque uno svantaggio. Sì, diciamo che quest'anno non siamo mai riusciti a ribaltare un risultato. Forse solo 2 volte siamo riusciti a pareggiare la partita passando in svantaggio, è una cosa che ci portiamo dall'inizio e anche ieri non siamo riusciti a meno di pareggiare la partita. Francesco, o Ciccio se preferisci, la cosa che più risalta osservando le partite, le prestazioni, è come se a questa squadra manchi il cambio di passo. Cioè, sembra che abbia un passo standard ma più lento rispetto a molte altre squadre che avete recentemente affrontato. Ci saranno evidentemente delle cause per via di indisponibili o insomma, situazioni contingenti di partita in partita, però questo standard mi sembra una costante da quando è iniziato la stagione. Se sei d'accordo, come te lo spieghi? No, io penso che non sia una questione fisica. Più che altro, secondo il mio punto di vista, è molto più una questione mentale che fisica, anche perché siamo monitorati, quindi non è quello. Se ne accorgono immediatamente se qualcuno va al di sotto di quello che, certo, va al di sotto di quello che è la soglia dell'allenamento o della partita stessa. Quindi io penso che andiamo molto in difficoltà a livello mentale lo si nota dal fatto che, come ho detto prima, non siamo mai riusciti a ribaltare un risultato di svantaggio.
Ma questo è sorprendente, perché se andiamo a prendere il curriculum di tutti i giocatori in organico del Catania, quelli che c'erano, quelli che sono arrivati, credo che siano tutti giocatori di prima fascia per questa categoria, per questo campionato che state affrontando. E ciascuno portava con sé esperienze anche di difficoltà nell'ambito di una partita e esperienze in grado di risolvere i problemi all'interno di una partita. Come mai tutti questi personaggi, tutti questi protagonisti non sono riusciti a dare quel qualcosa in più per raddrizzare o invertire completamente l'andamento di una partita? Questa è la domanda. Questo non lo so, se sapessi la risposta te la darei, però è vero, è un dato di fatto che ad oggi non siamo riusciti tutti, no? Chi c'era o chi non c'era o chi è andato via o tutto il resto, tutti siamo responsabili del momento e sappiamo assolutamente che non stiamo facendo le cose abbastanza o bene, e quindi dobbiamo assolutamente farci un esame di coscienza e uscire il prima possibile da questa situazione, perché si parla di tempo, ma penso che il tempo stia finendo e dobbiamo assolutamente dare una svolta a tutto ciò. Ciccio, la mia è una considerazione. Tu fai parte del nucleo dell'anno scorso. Pensare che nelle pagelle delle partite che finora abbiamo visto disputate al Catania, giocatori che emergono quasi sempre quando giocano sono stati Betters, no, fin tanto che non si è infortunato, tra l'altro auguri al ragazzo, Ciccio La Pisarda, quando ha giocato ha sempre fatto bene, Castellini. Cioè, di tutta la Nouvelle Vogue che è arrivata dopo la vostra promozione l'anno scorso, forse soltanto Di Carmine è stato il giocatore che un po' di più ha spiccato sugli altri. E tutto questo in un comparto dove avete rinnovato tanto, parecchio, forse anche troppo, molti sono andati anche via alla spicciolata, anche così con i saldi di fine stagione. Come ti spieghi che il migliore rendimento comunque durante le partite è quello di quei giocatori che hanno vissuto comunque l'esperienza l'anno scorso? Ma non mi piace parlare di chi è andato via, perché non mi sembra giusto e rispettoso nei confronti dei compagni, che sono sicuro che fin quando sono stati qui hanno sempre dato il massimo, hanno sempre cercato di aiutare in tutto e per tutto, però è anche vero che comunque sia non sono riusciti ad esprimersi nel loro massimo potenziale, perché ognuno di loro, abbiamo visto tutti quanti le carriere che abbiamo e che hanno chi è andato via, però sai, quando una stagione negativa inizia, magari poi ti ritrovi in mezzo, non è facile venirne fuori. Per quanto riguarda i nuovi, ancora sono qui da poche settimane, quindi non è giusto nemmeno addossarli di tante responsabilità, e spero che si trovino il prima possibile a loro agio e riescono a dare una mano, come sono sicuro che faranno. Il nostro lavoro è un lavoro di onestà intellettuale, possiamo sbagliare anche noi, come sbagliano i giocatori, sbagliano gli arbitri, possono anche sbagliare i giornalisti. Per questo motivo parto un po' alla distanza, nel senso che 2 anni fa questa squadra era stata dichiarata già fallita, c'era l'esercizio provvisorio, è arrivato un signore che si chiama Mancini, ancora Alessandro, Angelo, ancora gli assegni e ancora sono sotto sequestro, tanto per darvi una notizia ancora fresca, proprio per ricordarci eravamo e per capire invece gli sforzi importanti, significativi che ha compiuto questa società, che è il punto di partenza. Dall'altro punto di vista però ti racconto dei numeri, perché abbiamo tanto così guardato con diffidenza Tabiani, che in 15 partite aveva realizzato uno score di 21 punti con una media di 1,4. L'arrivo di Lucarelli è stato accolto da tutti, dalla tifoseria, dal pubblico, dalla stampa, come un arrivo importante, significativo, uno di quegli allenatori che potevano dare una svolta a questo campionato, e pensare che era arrivato con una media di 1,4 punti e in 13 partite però la media non è cambiata. Sono 19 punti, significa la media di 1,46, cioè 1,4. Rimane assolutamente identica a quella di Tabiani, e tutto questo nonostante i nuovi arrivi. Si è parlato di tanti infortuni, ora non ti chiedo di entrare dentro le vicende del gruppo e della società, ma i numeri sono impietosi,
anche alla luce dei nuovi arrivi, anche perché questa statistica è compiuta anche sulla scorta delle partite che riguardano il mese di gennaio, da quando sono cominciati ad arrivare i nuovi atleti. La possiamo anche vedere, abbiamo preparato un lavoro con la grafica. Chiedo alla regia di modificare l'impostazione che avevamo fatto prima. Il 2024 il Catania e la classifica della Serie C Quindi del 2024. prima il 2024 Sì, del Catania. sì. Facciamo studi paralleli con Alessandro, così, ecco. non ce li comunichiamo. Questi sono i risultati che il Catania ha conseguito dall'inizio del 2024 E dal 2020. e come vedete sono risultati, eccezione fatta per la vittoria col Brindisi, risultati negativi, tranne forse anche il pareggio di Foggia, se no un risultato positivo, ma il resto Dopo taccio per purtroppo, sempre, Alessandro. purtroppo va male. Per dirti che Non ci per la credo, stessa non onestà- ci credo, va bene, non per lo la dire, stessa- non lo per dire, la Taccio stessa per onestà sempre, va bene. intellettuale, per la stessa onestà intellettuale, devo dire che nelle ultime 5 partite Tabiani col Fiorenzuola ha realizzato 8 punti, nelle ultime 5 partite, /6, perché mettiamoci anche quella di Coppa Italia, ma comunque il risultato non cambia, il Catania ha realizzato 5 punti. E nel contesto della classifica della Serie C, che è la schermata successiva, abbiamo provato con la regia esattamente, del 2024, come potete vedere il Catania è al 12° posto con 5 punti, diciamo ha un punto in più delle squadre in griglia play-out per intenderci, e l'altro elemento che notiamo è che il Benevento, che è l'altra squadra che ha cambiato allenatore da poco, con Auteri ha ingranato veramente la quinta con 13 punti e in questa classifica del 2024 è prima insieme al Sorrento, e il Benevento oltre ad aver cambiato allenatore ha cambiato anche diversi giocatori, quindi non è vero che se hai tanti nuovi innesti non automaticamente produci risultati e vittorie, quindi questo spunto Va a braccetto. E allora, Ciccio, tutti questi infortuni, quelli che sono capitati dall'inizio di questa stagione, che continuano ad essere il comune denominatore di questo gruppo, di questa squadra, perché? Cosa è successo? Cosa è accaduto? Quello è una cosa che non puoi mai prevedere, nel senso che facendo questo lavoro porti magari il tuo corpo al limite e purtroppo gli infortuni fanno parte del gioco, se così, del lavoro. Poi al di là di questo penso che... Hai delle riserve sul lavoro fatto quest'estate? No, anzi è stata una delle poche annate dove abbiamo lavorato veramente tanto, quindi abbiamo fatto anche forse più di quello che era. La qualità dei campi di allenamento invece? Ma quello... Dico, può essere una concausa? Ma no, non può essere, anche perché comunque l'anno scorso, tipo, no, per dire, non voglio fare paragoni, perché no, facciamoli. basta, quello che è stato e tutto il resto, perché se no si parla sempre di quello che è stato l'anno scorso e non si guarda a quello che è quest'anno e dove siamo quest'anno. Però tipo, magari in tanti dicono no, il sintetico porta a tanti infortuni, mentre l'anno scorso ne ha avuti pochissimi. Cioè non è quello. Sono anche due categorie diverse, l'intensità diversa, partite diverse, in Serie C magari partite molto più intense, partite molto più ravvicinate, ma non è quello. Torniamo alla partita di ieri. A me tutta questa ci torniamo- intensità, ci- Ciccio, ci non mi torniamo- No, passa vabbè, nella non è lista. quello, Angelo, non è solo quello, è che comunque sia tu, al di là di tutto, ti alleni 7 su 7 e comunque il tuo corpo lo porti sempre al limite, tra virgolette. Cioè, non è una scusa, non sto cercando scuse, ti sto solo rispondendo a quello che è la questione infortuni. Non li puoi mai prevedere quando succedono, tipo, ne so, Klaus, non puoi prevedere che rinviandogli si giri il ginocchio e si debba operare. Lo stesso per Silvestri, che si sono operati ieri e spero che possano tornare il prima possibile a darci una mano, gli faccio anzi un grosso in bocca al lupo e un augurio, però al di là di questo non puoi mai prevedere quello che... Io non mi sono mai fatto male in 15 anni e quest'anno la prima mi sono fatto male, quindi non è quello, sono cose che devono succedere, fanno parte del gioco e sono sicuro che in tutte le squadre è così. Ci sta, Però- ci dobbiamo fermare, Sì, sì, Alessandro, solo siamo è già collegato, fuori. Però. perdonami, dico, non ci si può fermare al fatto che ci sono tanti indisponibili, sei il Catania, cioè in ogni caso hai un blasone, una forza interiore che ti trasmette l'ambiente, che non ti puoi fermare a considerare che oggi ti mancano 4, 5, 6 giocatori per infortuni. Sì, però è anche vero che è vero.
e comunque sia È innegabile. è innegabile il fatto, come se dobbiamo essere onesti in tutto e per tutto, è anche vero che oggi ti stai trovando la coperta un po' corta. Allora, riprenderemo dopo la pubblicità, siamo un po' in ritardo anche con la pubblicità, con Naomi per i messaggi. Sono tantissimi a 360 gradi, stanno sviscerando non solo la partita ma la stagione. Poi abbiamo preparato anche dei lavori in grafica particolari che vi mostreremo Adesso ci tra non arriviamo molto. piano piano, ho preparato anche delle cose stamattina con i tecnici che ci riportano la partita di ieri e dobbiamo anche aprire una finestra a questo punto. Finiamo a mezzanotte dopo Sanremo. No, però permettetemi di aprire una finestra prima di andare in pubblicità con la stanzetta VIP, perché è giusto farlo. Fra non molto eccoli là, ci stanno aspettando, dai ragazzi, abbiate un po' di pazienza, noi arriviamo sempre da voi, fra poco però. Prima la pubblicità, poi Naomi e poi ci collegheremo anche con voi. A fra pochissimo. Come promesso riprendiamo corner, andiamo subito da Naomi che ha un bel po' di roba da segnalarci e da farci insomma conoscere. Primo momento di cronaca, erano le 20:48 quando Patanè ha detto l'ultimo intervento e poi non mi taccio per sempre. Spoiler, non l'ha fatto. A tal proposito scrivono: buonasera, viaggio con Patanè, me puttari Loki, Ciccio da Lineri, che è Ciccio Ravisarda che ha scritto il messaggio prima di venire a casa perché ha una casa a Lineri, già è venuto in mal di testa. Poi ancora, buonasera, sono Salvo da Poggio Lupo, una considerazione, da quando giochiamo con la difesa a 3 le stiamo perdendo tutte, dobbiamo tornare al 4-3-3. Poi è inutile che ci giriamo intorno, a questo punto dobbiamo cambiare anche il magazziniere, scrive un vecchio tifoso molto deluso. Non è vero, Peppe, lo conosco numero 1, non è giusto. Vero Ciccio? Lo conosci anche tu? Buonasera a tutti, vorrei chiedere a Ciccio, al di là di tutto, io non ho mai visto grinta in questi giocatori, ci vorrebbe un direttore sportivo che li tenga in riga. Rispondi dopo. Buonasera, con tutto il rispetto del secondo posto, loro non si può perdere con il Picerno, noi siamo il Catania, speriamo di vincere la Coppa Italia. Buonasera a tutti voi, anche al grande Ciccio Rapisarda. Naomi, se giochi tu facciamo più figura, con la faccina che ride. Stai ridendo solo tu perché in realtà lo sanno che se io gioco qualcosa si porta a casa. Ancora, i musicisti sono buoni, è il maestro che non funziona, scrive Carmelo. Rinvio di 10 metri, Monaco, giocatore in vantaggio che corricchia e rinuncia a provare l'anticipo, l'altro si gira e non oppone il corpo al tiro. Specchio fedele di una squadra è partita, scrive Luigi Curva Nord. Ancora buonasera, partita giocata male, non si è riuscito a trovare il gol, Riccardo Rapisarda. Concludiamo con buonasera, rassegniamoci, questa stagione va solo cestinata, pensiamo alla prossima, Gennaro. Ciao Diceva Gennaro. solo cestinata questa stagione? No, non sono d'accordo su quest'ultimo messaggio, anche perché ancora, se non sbaglio, mancano 14 partite più una di Coppa. O 3. O 3? O 3. E intanto una ne abbiamo che penso sia quella più, tra virgolette, quella più importante. Ma al di là di quello non penso che sia tutto da cestinare. È brutto magari ripetere sempre le stesse cose, però penso che ancora siamo in tempo per poter dare una svolta a quello che è stato questi brutti 6 mesi. Direttore sportivo faceva riferimento un nostro telespettatore, una figura importante, e secondo te servirebbe integrare l'organigramma con una... Ma io penso che la nostra società ci stia molto vicino a noi, è sempre presente, quindi sono scelte che farà la società e poi non lo so, magari lo prenderanno o non lo prenderanno, non è questo il punto, non penso che il periodo negativo derivi dal fatto che non ci sia un direttore sportivo. Ciccio molte volte hanno stato la fascia da capitano in questa squadra, l'anno scorso, anche in questa stagione, ma ti sei mai interfacciato con Grella, con Pelligra, con la dirigenza del Catania, Certo, per confrontarsi sullo stato e sul momento? Sì, ma quello lo facciamo molte volte, anche perché, come ho detto prima, sono presenti tutti i giorni, tutti gli allenamenti, e quindi abbiamo sempre modo di parlare, chiarirci o dire ognuno la Oltre propria. all'allenatore, c'è un'interfaccia fra lo spogliatoio e la dirigenza? Perché normalmente questo è un ruolo che... Sì, come sapete tutti, da qualche mese c'è Ciccio insieme a noi, e quindi... E Ciccio con la sua esperienza, l'altro, cioè Francesco Lodi, Ciccio, con la sua esperienza, sì, con il suo... Ciccio viaggia con noi, sta con noi, cerca anche lui di dare una mano per cercare di risolvere
questo periodo un po' così e anche lui cerca di dare una mano. Mi ha colpito molto una frase di Castellini ieri nel post partita: se non riusciamo a fare 3 passaggi di fila ci dobbiamo chiedere perché. Ecco, 3 passaggi di fila per una squadra come il Catania con quell'organico dovrebbe essere semplicemente l'incipit di un fraseggio di 20 passaggi per arrivare con tutto il pallone in porta. Cosa succede tra l'allenamento in cui magari riuscite a completare queste esercitazioni alla partita? Vorrei capirlo in maniera comprensibile. La partita è totalmente un'altra cosa, perché non è la stessa cosa dell'allenamento. L'allenamento stai lì senza pressioni, sai che comunque sia, al di là di tutto, se sbagli qualcosa non può succedere niente, e quindi cambia molto quello che è l'aspetto dell'allenamento a quello che è l'aspetto della domenica, della partita in sé. E quindi non è quello. Magari Alessio sono sicuro che non voleva dire quello in modo così diretto? Così diretto e offensivo verso qualcuno. Era un'autocritica chiaramente. Sì, quello è sicuro, non voleva dirlo in quel modo, però sai, magari può passare il messaggio sbagliato e non è assolutamente quello che è, e quindi è molto diverso quello che è la partita all'allenamento. Da Foggia a Picerno cosa è cambiato? A Foggia avete dimostrato carattere, resistendo in 10 agli assalti del Foggia. A Picerno, alla prima avversità, vi siete disuniti e poi non riuscendo a raggiungere il Picerno. Sì, e sono passati 3 giorni da una partita all'altra. Sì, magari ho detto, a Foggia è stata più una prova di carattere, perché dovevamo assolutamente difendere quello che era il pareggio, però magari poi è passato tutto in modo positivo, perché hai portato un punto a casa in svantaggio numerico. A Picerno siamo venuti a mancare, secondo me, sotto alcuni aspetti tecnici, perché abbiamo sbagliato tanto, oppure non abbiamo provato a fare quello che volevamo fare. Però io l'ho vista la partita, perché non ho giocato, e l'ho rivista pure in viaggio quando siamo tornati, e io... Magari qualcuno, per quello che sto dicendo, mi vorrà ammazzare, però no, io penso che... No, vabbè, in modo di dire, io penso che ai punti... Hai l'autorevolezza per esprimere il tuo pensiero. Comunque ai punti non penso che siamo venuti meno, anche perché al di là del gol il Picerno, sì, magari hanno giochicchiato un po' di più, però ai punti, al di là del fatto che loro abbiano segnato, non è che... Ci siamo lamentati di Sarao, che era un attaccante che segnava poco. Risoluzione del contratto, è andato a Siracusa, so che la categoria è diversa. Facciamo vedere il focus sul mercato del Catania per poi mostrarvi un'altra gara. Nel frattempo no, perché volevo fare un passaggio anche ai cugini un attimo. Però parlare di mercato. Pensavo proprio sulla partita di ieri, è un giocatore come Costantino, un tuo compagno di squadra, che però ha fatto un gol, ne sbaglia parecchi. Anche quello, se non si segna, ovviamente potremmo raccontarci 1000 volte la stessa storia. Sì, però non è quello, perché non voglio puntare il dito contro qualcuno, quindi se non si segna si può anche non prendere. Quindi stiamo sempre là. Comunque le partite finirebbero 0-0 e non è quello il punto. Quando si subisce gol però c'è sempre un errore. E per forza, se no succede in tutte le categorie, succede dalle massime categorie a quelle più basse, quindi... Ti senti con Sarao? Sì, certo. Ci torniamo. Ci torniamo adesso. Fra poco torniamo anche da Naomi. Intanto vorrei andare dai cugini. Un passaggio breve, guardate ragazzi, una cosa velocissima, e poi torniamo anche per fare la rassegna stampa. Non so se avete qualche messaggio. Allora sì, leggiamo, intanto vogliamo dire a Ciccio che ha ragione, cioè quello che è vero è vero. Se è vero, è vero. Punto. E poi c'è la stessa atmosfera di un interrogatorio. Sì, di un interrogatorio. Ho visto Ciccio che sudava. Due professori che ziccano. Sembrano due professori che ziccano, esatto. Esattamente. Leggiamo la domanda per Ciccio, dai. Allora, a proposito di professori, ci scrive il professore Ignazio che insegna geometria ai posteggiatori abusivi. Ci sta, giusto. Per la simmetria. E chiede a Ciccio Rapisarda: so che i Rapisarda da generazioni hanno un'antica tradizione culinaria vegana. Sì.
visto che sei un esperto, com'è la situazione dello spogliatoio? Ci su perce in da lenticchia? Però, È una domanda culinaria. però non è una domanda culinaria questa. no. Nasconde delle insidie questa domanda. Non ce n'è, non ce n'è. Non ce ne sono, non ce ne sono. Allora, torniamo di nuovo da Naomi, così facciamo sentire anche l'umore da casa, che stasera è piuttosto acceso. È acceso, però a Ciccio lo vogliono bene e loro lo sanno, per questo lo schierano quando le cose non vanno. Ci mandano Ciccio, che ormai è ospite fisso, a breve gli diamo lo sgabello, si siede vicino a me. Buonasera, cercate qualcosa di positivo, grande Ciccio, capone della Svizzera, Forza Catania, sempre e ovunque. Poi, vero è che Zanellato era più lento Rina Cannelora di Sandaida, ma almeno era in grado di dare ordine a centrocampo. Non è stato un errore cederlo? Un saluto ai cugini. A noi no, solo ai cugini salutare. E se questo è un quesito... Reputo di sì. Questo è un quesito. E se Pelligra si stanca di uscire sempre soldi? Peppe 62. Speriamo di no. Speriamo di no. Ancora, buonasera, io ancora non ci credo. Abbiamo una semifinale ed un'eventuale finale di Coppa Italia da giocare. Cioè, lui ci crede. Buona serata, ogni partita ha una formazione diversa. Boh, a questo punto non ci può manco giubbotto Iddi di Patanè. Lecito pensarlo. Ma non l'ha messo più, quindi Non l'ha infatti non l'ha un messo motivo più. c'è. Devi sapere che Gliel'hanno rubato. un portatore della Candelora mi ha detto di dire a Patanè devi mettere questo giubbotto. Adesso Lo lo sai. mettiamo per Catania Rimini, speriamo che ci porti 4 gol. Squadra senza anima, Lucarelli in confusione, Grella inesperiente, totale zero speranze, Simona. Buonasera, con questo atteggiamento perderemo anche la semifinale di Coppa Italia. Manca la grinta e arrivano sempre secondi. Ma Lucarelli, dov'è? Finalmente avete in studio un giocatore in grado di capire le battute dei cugini, vedi battute delle lenticchie e delle pietre. Buonasera, ancora una volta una prestazione deludente, i moduli non c'entrano, i giocatori partiti alti, arrivati qua, manca totalmente la mentalità, la voglia, la grinta, qua siamo a Catania, grande, lo devono capire. Concludiamo questo momento con buonasera, per me Nittano un malocchio. Allora, adesso invece parliamo di mercato, ma brevemente chiaramente facciamo il focus su quello che è successo a gennaio. ci possiamo anche poi avventurare in alcuni ragionamenti. Intanto, se la regia ci fa vedere la grafica relativa al focus, questo è il consuntivo ad oggi dei movimenti in entrata e in uscita nel mercato invernale. Che sono speculari, no? Sì, 12 con 12. Esattamente. Ad oggi, perché ancora ci sono 2 caselle da riempire nella lista dei 24 e abbiamo capito che insomma sul mercato degli svincolati il club sta cercando altri profili. Io penso a un centrocampista magari di qualità e a una seconda punta con caratteristiche differenti Mi ero dai posto un tre, problema, dai tre. Alessandro, Sì. e cioè una delle cose ricorrenti è che il mercato di gennaio è un mercato particolarmente difficile, complicato, no? Perché trovi giocatori che o hanno avuto problemi con la società e allora sei fortunato perché comunque sono giocatori che hanno giocato, o altrimenti trovi giocatori che sono stati messi ai margini della rosa della squadra. Tant'è vero che Lucarelli ha detto le ultime partite che ha giocato Welbeck l'ha giocato 1 anno e mezzo fa, l'ultima partita Ficerelli, e allora, però prima era stato detto arriveranno pronti i giocatori già diciamo ci ho rodati. detto, attingere al mercato degli svincolati è diciamo un submercato ancora di livello più basso o comunque più rischioso, non voglio dire basso, rispetto al mercato di gennaio. A meno Perché che siano giocatori che hanno fatto la risoluzione, devono fare la risoluzione. no, che l'abbiano fatta prima della conclusione del mercato di gennaio e che quindi erano in attività con le squadre con cui hanno fatto la risoluzione. Devi avere la fortuna di trovare la pepita d'oro in mezzo a un granaio. Sicuramente. E di questo stiamo parlando, a meno che questi profili non siano stati già individuati. Ma allora mi chiedo, cosa Perché? ci manca e Ma perché? probabilmente si sta aspettando alcune, diciamo, io penso- alcune questioni, alcune situazioni che si risolvono in un verso piuttosto che in un altro. Io penso Magari che- si aspetta di Questioni- rescindere qualche altro contratto che sia in casa, oppure si pensa... Io penso che gli obiettivi sono stati già individuati quello senz'altro, e ci credo che mancherebbe. a brevissimo ne sapremo di più. Però ecco, se possiamo abbinare la schermata che abbiamo appena visto con un'altra particolare che si chiama La Rivoluzione, e la regia ce la può proporre, il Catania com'era con il mercato estivo e come è diventato o diventerà con il mercato invernale. Guardate, a sinistra la formazione estiva sotto la guida di Tabiani,
Livieri in porta, questa doveva essere la formazione titolare. Rapisarda, Curato, Silvestri, Mazzotta, Zammarini, Ladinetti, Rocca, Chiricò, Di Carmine, Marsura. O no? Questa doveva essere 4-3-3. Questa è la base di partenza su cui ha lavorato Tabiani. Andiamo al mercato invernale, vedete c'è un solo giocatore, anzi due, tra la formazione estiva e quella invernale, sono Curato e Rapisarda, poi il portiere, molto probabilmente il titolare sarà Furlan, abbiamo schierato il 3-4-1-2. 3. Sì, 3, sì, giusto, 3. con Di Carmine. Sì. 3-4-1-2, Furlan, Curato, Contec, Monaco, Rapisarda, Sturaro, Teio, Celli, Peralta, Di Carmine, Cicerelli. Questo diciamo, è al momento Formazione Lucarelli. la formazione Lucarelli. La proiezione, con Sturaro chiaramente Esatto. che ancora non abbiamo visto, con Teio che dovrebbe diventare insomma il compagno di merenda di Sturaro là in mezzo al campo, e poi Cicerelli abbiamo messo una punta diciamo con caratteristiche diverse rispetto a Costantino che ha giocato allo stesso Chiricò. Ecco, per capire che evidentemente c'è una missione di responsabilità, una missione di colpa, perché insomma hai fatto 2 squadre, quindi significa che la programmazione estiva è stata confutata e completamente ribaltata con il mercato, prima con il cambio tecnico che è arrivato a novembre e poi con una squadra completamente nuova. Però questa squadra bisogna capire adesso che proiezione ha, se ha una proiezione, questa è una riflessione da fare sulla stagione in corso, cioè quindi... Ma Angelo, a Catania non puoi pensare già, è giusto programmare, No, però nel senso è che chiaro che gli tu ingaggi di questa sessione li fai, però non puoi pensare, dice, vabbè, questo campionato va a finire come... questo no, però a Catania questi in discorsi ogni non li caso fai, anche metti perché dei bruci, tasselli, ma anche perché bruci Alessandro, i però profili se che fai- hai... se non hai fatto contratti di 6 mesi, hai fatto contratti biennali, quindi nella tua programmazione Sì, ma se fanno male, fra 4 mesi ne devi ridiscutere, capito? Mi sta piacendo questa partita, Ti sta ma quale io partita? posso dire che ci butto un carico No, sull'argomento Litigate. di cui tanto si parla, il direttore sportivo, il perché, l'importanza o meno. Le cessioni del Catania sono state quasi tutte in prestito, ad eccezione della risoluzione di Sarao e poi di Lorenzini. Che agli ultimi giorni di mercato l'avevamo detto che... Lorenzini, Rocca e Deli sono stati gli unici contratti che sono stati in un certo qual senso ceduti ad altre società. Tutto il resto torna alla fine di questa stagione. Cioè alla fine di questa stagione ritorna De Luca, ritorna ci sarà un Popovic, mercato per ritorna giugno, si Maffei, possono fare tanti ragionamenti, ritorna Bocic, Ladinetti, Zanellato e ovviamente... Ancora non hai piazzato Mazzotta e Marsura. E hai un monte di ingaggi... E Pepperizzo anche, perché, esatto. insomma è infortunato. Hai un monte ingaggi di una certa imponenza per la categoria. E allora è vero pensare che questa è una squadra anche programmata per la prossima stagione, seppur con diciamo, le immanenze che riguardano questo campionato. Ma è anche vero che l'errore di gestione lo vedi anche nella misura in cui alcune squadre i tuoi giocatori non li hanno voluti neanche regalati, cioè te ne sono rimasti 2 che non vogliono neppure in prestito o che non hanno voluto, non sono voluti andare via neppure in prestito in altre società. Se ha un contratto con un giocatore può anche scegliere è di giusto, restare, ci io mancherebbe sono altro. garantista per tutto, però è chiaro che anche qui c'è uno scacco a una società che in un certo qual senso, nel rispetto della premessa che è una società giovane e che sta investendo tantissimo a livello di risorse, di spese e di oneri, è anche vero che poi si perde in un bicchiere d'acqua. È un po' come la velina dei convocati che non arriva 2 giorni prima, no? Mi sembra così, una cosa da ragazzini, adolescenti, da quando avevo io 14 anni che non c'era internet, no? Perché oggi se dico una cosa del genere... Però molte volte sai si fanno anche Quel report degli infortuni dopo la partita, insomma, non è il massimo della scelta. Voglio dire, bizzarria delle cose, però che, sono discussioni che stiamo facendo noi 3, attenzione a queste. Ma che però no, la Pisarda sta solo ascoltando, sta in silenzio. Non posso entrare in merito a quello che sono le decisioni della società per quanto riguarda il mercato, anche perché noi
sia voi che io non conosciamo le dinamiche del calciomercato, quindi non posso entrare in merito e non mi sembra neanche giusto nei confronti di chi è andato, di chi è rimasto. Ti cercava il Taranto? Sì, ma Tante squadre. Però l'aveva già detto che lui non si muoveva da qui. no, io la mia scelta l'ho fatta l'anno scorso e io non volevo assolutamente andare via a meno che la società non Ti apra la porta. mi dica, sai, non rientri più nei piani, però non era questa l'intenzione, quindi sono contentissimo di questo perché la società ha rifiutato, a parte me anche la società aveva rifiutato subito tutte le richieste, quindi il mio intento è quello di restare qui, anzi sono arrivato troppo tardi, speravo di arrivare qualche anno prima, comunque l'obiettivo mio è sempre quello di arrivare dove non sono arrivato in carriera. Voglio tornare Sì, dai cugini un attimo perché vai. Rassegna stampa. altrimenti non riusciamo. Siamo dai cugini per la rassegna stampa. Oggi le testate sono 4, però vi prego ragazzi, abbiamo poco tempo, cerchiamo di essere quanto più brevi e essere... Anche perché Amadeus ci aspetta a fine puntata, quindi Andiamo da lui? è chiaro. Quindi pigliamo che cosa? Un aereo Esatto, privato andiamo, perché tanto il tempo c'è, finisce alle 2 di notte il assolutamente sì. festival, abbiamo la possibilità. Ok, Allora. andiamo. Intanto Ciccio, se ti richiama di nuovo il talento, segnalo come spam. Quindi vai, via. Così non torna più. Sì, via. Allora, cominciamo col chiacchiere dello sport, la nostra testata principe, che intitola... Con un gol di Gallo facciamo ridere i polli. Esatto. Il Lucania, il Catania perde l'ennesima inguardabile, addannabile partita per 1-0. Andiamo ad analizzare la gara con gli allenatori. Lucarelli analizza la gara col Picerno. A maglie invertite sicuramente il risultato sarebbe stato diverso. Così ha detto. Con una serenità mentale maggiore saremmo riusciti a prendere anche il secondo gol. Perfetto. L'allenatore del Picerno Longo. Vittoria davvero inaspettata. Non avendo saputo la lista dei convocati, sono entrato in confusione e non sapevo più che formazione schierare. È normale. Mi sono così affidato alla sorte che contro il Catania porta sempre buoni risultati. Questo è vero. Controspionaggio, attenzione. Al fine di captare qualche segreto sulla disponibilità dei giocatori etnei, il presidente del Picerno ha inviato 2 spie a Catania per carpire qualche segreto. I segugi sono stati però bloccati e inghiottiti nella festa di Sant'Agata, tornando senza informazioni, stanchi, cheperunghiati e con 8 kg su vecchio. Ci sta. Lucarelli e Grella in Russia. I direttori sportivi della squadra etnea sono stati inviati dalle alte sfere del KGB russo a tenere una lezione magistralis per i colonnelli dell'esercito dal titolo I principi tattici della segretezza. Oh, sì, possono insegnarlo. Vai. La SNAI chiude le quote. L'agenzia di scommesse non quoterà più la sconfitta esterna di 1-0 per il Catania dopo la sesta sconfitta su 14 con lo stesso risultato. Giusto, mi pare logico. Contro chi abbiamo perso? Stanchi di prendere schiaffi anche da realtà grandi quando Cuttiglio da via 80 palme, i tifosi esprimono la loro delusione. Abbiamo perso contro una squadra le cui tribune sembrano Casello di San Gregorio. È vero, guarda, ci somiglia. Se la stessa selezione di un po', vedete. Sì, ci somiglia. Passiamo subito al resto del librino, la testata di... Con sede a Viale Moncada. Viale Moncada, che titola? Virennu facennu, fitennu appicennu. Il Catania mantiene gli standard di questa stagione e perde senza manco tirare in botta. In realtà 2 azioni pericolose le ha anche fatte, ma i tiri scagliati da Costantino sono arrivati a meri potenza. Chi meno là? Di contro un tiro su Bemu e un gol a Chiappamo. Come classico. La reazione però stavolta c'è stata ed è consistita nell'uittare i palloni avanti a coppola di Parrino. Classico schema. Si può continuare così? Speriamo di no. Andiamo subito veloci alle interviste post gara. Vai. Costantino di ripetuti gol sprecati. Per cominciare a riprendere confidenza con il gol, da lunedì mi allenò con una porta di rugby. Là, già. Stando l'attezza chiede. Esatto. Ciccio alla pisata. Il gruppo è coeso? Coeso ci sei tu e c'è 4 la tua famiglia. Giusto, non bisogna sbagliare a parlare. Castellini in mix zone. Non riusciamo a fare 3 passaggi di fila? No. Mi sono espresso male. Vedi. Ne facciamo più di 3, ma solo quando viene coinvolto anche il portiere. Ecco, infatti. Il gol ha muccato da Teio. Gli addetti ai lavori hanno rivisto la nitida palla gol del colombiano rallentatore e si sono accorti che non era rallentatore. Vero, c'è stato 1000 anni. Anche oggi Classico. in edicola
il regalo con il resto del librino, gli regala una bellissima campana di vetro a forma di Samuel Carmine. Di Samuel di Carmine. Di Samuel di Carmine, sì, sì. Da usare con cautela perché è fragile. Sì, come lui. Vai, Chiudiamo passiamo adesso con la no, chiusura della cosa del direttore Pittera. Come può tagliare un'annata del genere? Questo ormai. Passiamo subito al Corriere della Fera, la testata di Piazza Carlo Alberto, che titolo a 2 righe. ha 2 righe, a 2 colonne orizzontali, come faceva Dabbiani. Sono stati più fagli i fuochi del 3 o il Catania Picerno? Lo spettacolo pirotecnico con i droni è fagliato a causa di un problema di comunicazione. L'intelligenza artificiale dei sistemi di innesco non è stata in grado di interpretare il linguaggio utilizzato da chi impartiva i comandi. A Roma, una Roma. Niente, non l'hanno capito. Anche oggi l'intervista doppia di Nomi Moschitta, 2 stili culinari a confronto, e lei di culinaria se ne intende. Chef Canavacciolo e Affio il meccanico che arrostisce carni davanti alla propria officina durante la festa di Sant'Agata. Come è classico sia. Una piccola pillola di cronaca. Questa è di cronaca, diciamo, nostrana. Caos a Fontana Rossa durante le feste a Catina. Diversi aerei sono dovuti atterrare a Comiso a causa della densissima coltre di fumo dei focolari che hanno invaso i cieli di Catania. È capitato. Passiamo subito allo sport. Passiamo allo sport. Vai. Veloci. Dai. Gagliano si confessa. Il noto presentatore rivela che dopo la lettura di certi messaggi ricevuti nella WhatsApp line in seguito alle sconfitte, si reca in chiesa per confessarsi subito dopo la fine della trasmissione. Il punto di Patanè. Vai. La partita col Picerno ci ha restituito l'ennesima sconfitta incredibile. Oggi però Attenzione. l'articolo completo da pagina 3 a pagina 4. Non ci posso credere. C'è un motivo. Al condirettore del Corriere della Fera è stato dato pochissimo spazio per commentare la partita, poiché negli articoli precedenti spaddavo tutto l'inchiostro e il giornale non poteva stampare più di 4 pagine. Quindi si picchiavo tutto. Chiudiamo Chiudiamo con Vagliasindi profetico che dice Furlan non arriverà mai. Esatto, è così è stato. È così è stato. Poi abbiamo anche chiesto a lui. Sì. Si è registrato. tutti così. Ma si erano lasciati malissimo. Io li riportavo solo al precedente. Meno male che sono ripresi meglio. L'ultima che piglia focus. Ma veloci, c'è 20 secondi. Vai, la testata. 20 secondi. Vai, inchiesta sul report degli infortuni. Vai. Allora, il Catania ha diramato un comunicato piuttosto scarno riguardante alcuni infortuni. Il giornalista di Piglia Focus, Mela Bruciato, ha svelato le vere ragioni dietro questi traumi fisici. Cominciamo con Zammarini. L'infortunio al ginocchio riportato da Roberto Zammarini si è aggravato lunedì. Il calciatore è andato a riprendere il pallone scagliato fuori il cibalino da Chiricò con un tiro a giro ed ha affossato il piede in una buca storica di via Ferranda Porti alta 28 cm. Il trauma distorsivo con distrazione del legamento collaterale mediale ha evidenziato solo un elevato numero di scaffi in zona, escludendo lesioni di gravi entità. Meno male. Il secondo Alessandro Celli, con un gesto sconsiderato, si è avventurato in un bagno al mare alla playa, vicino alla discarica, con il risultato di riportare diverse ustioni e malattie cutanee. Il terzino è stato dunque dimesso al centro condustioni e si prevede che presto si unirà al gruppo, indossando una muta da sub per evitare di contaminare gli altri. Gli ultimi 2. Pietro Cianci è stato vittima di un'aggressione da parte di uno stormo di caccarazze. Durante la fuga dagli aggressivi volatili si è sdirubato come Costantino, riportando una storta al piede. Si sottoporrà nei prossimi giorni a test propedeutici e rientro in gruppo. L'ultimo che Mazzotta, che sembrava scomparso, esatto, invece soffre di lombalgia dopo l'ennesimo colpo di frusta. I colpi di Zotta alla schiena sono arrivati dopo aver disobbedito nuovamente alla moglie. Nei prossimi giorni si sottoporrà ad accertamenti lontano dalla propria signora. Ok, queste sono in realtà Ragazzi, le le motivazioni. motivazioni Ci dobbiamo fermare perché c'è la pubblicità. Ci rivediamo dopo, poi rientriamo anche con i messaggi da casa. Vedremo un paio di episodi della partita di ieri e poi cominciamo a proiettarci anche a quello che sarà, perché già questa partita purtroppo, diciamo, dobbiamo archiviare. appartiene alla storia. Fra pochissimo torniamo da Naomi, intanto pubblicità. Allora, siamo nell'ultima mezz'ora di Corner, come sempre ripartiamo dai messaggi di Naomi, in realtà sono i messaggi vostri da casa. Gli amici a casa prendono a cuore le questioni dei protagonisti di Corner, infatti scrivono: per cortesia, trovateci un direttore sportivo a Vagliasindi, per cortesia, Carmelo DM27. Tra l'altro questa querella tra Vagliasindi e Gagliano, immagini Patanè che deve mediare questa cosa, pazzesco, un film mai visto. Qualora si vincesse la Coppa Italia con questo rendimento, che speranze ci sarebbero? Si uscirebbe alla prima partita. Davide da Gravina molto positivo. Poi Posso dire che invece la risposta è no, ovviamente.
devi arrivarci a questa partita, la devi anche vincere. Poi le partite secche, i playoff sono un altro mondo, è un altro campionato, è tutta un'altra storia, completamente diversa. Il fatto è come ci arrivi e se riesci ad agganciare l'obiettivo. Va bene, Patanè, ti meriti un bel messaggio. Scrivono: buonasera Patanè, sempre schietto nelle analisi. Poi, tornando a noi, ci vuole a Canni Cavallo, scrive Piero C. Insomma, un boost di vitamine, di minerali, di tutto quello che dà la carne di Che cavallo. era quello che mangiavano gli argentini quando negli anni della Serie A. Serie A devi sapere che in Viale Biscito, Ciccio, c'era un insieme, un nucleo di argentini, fine partita, andavamo tutti in Viale Biscito, era per tutti carne di cavallo, c'eri anche tu tra quelli là, perché ti allenavi un po' con loro, un po' con le giovanili del Catania, mi ricordo, vai. Grazie. Dopo la festa mi fece una festa a Picerno, pulcino rosso-azzurro. Notizie di Sturaro? Si allena? Che tempi per vederlo in campo? Chiede Miki. Buonasera, urge un direttore sportivo ed un portiere di categoria, Gaetano da Belsito. Vedi Vagliasini, non sei solo. Ancora, Rapisarda, sei un ragazzo d'oro, metti in campo corpo, sudore. Giovanni, sei un grande Rapisarda. Ancora, quando la squadra non gira non è solo colpa di giocatori, anche l'allenatore ha le sue responsabilità. Formazione rivoluzione? Vorrei vedere Castellini e non Curado, scrive Simona. Pensiamo all'anno prossimo che è meglio, sempre se restiamo in C, forza Catania sempre. Poi non capisco tutt'oggi le cessioni di De Luca, Rocca, Lorenzini. Buonasera, questi giocatori sono stati scelti da Lucarelli, quindi nessun alibi. Melo, Lattuca. E con questo mi fermo. L'osservazione che molti fanno da casa è che prima si è fatto diciamo nell'epoca di Tabiani si faceva il conteggio esatto della media punti, noi ne abbiamo parlato, abbiamo già abbiamo affrontato il tema. No, ad oggi è identica. È identica, quindi diciamo che Mi sembra che abbiamo fatto l'apertura, cos'è? È un messaggio che ci arriva da casa? Probabilmente. Ma l'abbiamo fatto proprio in apertura, proprio per raccontare onestamente le cose come stanno. Abbiamo detto che in 15 partite il Catania aveva realizzato nell'epoca Tabiani 21 punti, la media era 1,4, 1,4 secco. Nell'epoca Lucarelli le partite sono inferiori, ovviamente non abbiamo considerato il percorso di Coppa Italia, non l'abbiamo considerato neppure nelle partite dei Tabiani, sono 13 partite, 19 punti, la media è 1,4, 46, ma sempre 1,4 è. No. Abbiamo fatto anche questa osservazione, quindi No, magari... abbiamo fatto anche l'osservazione. Una domanda da questo argomento la faccio a Rapisarda. Cosa non ha funzionato nella gestione Tabiani e che cosa è cambiato dall'inizio della gestione Lucarelli, che sembrava la svolta, invece alle partite più recenti che stiamo esaminando? Beh, è cambiato solo il fatto che alla fine quello che prevale su tutto è il risultato, quindi è come se parlassimo sempre della stessa cosa, perché poi alla fine tante partite le potevamo vincere, siamo sempre col senno di poi. Ma dico, l'entusiasmo della doppia vittoria Turris-Giuliano, come mai poi si è dissolto? Quali possono essere le cause? Quello non è una cosa che puoi sapere, perché mi sa che dopo abbiamo fatto Turris-Giuliano e poi Francavilla. Due pareggi. Francavilla 1-1. Francavilla ha pareggiato una partita folle, cioè, io me la ricordo perfettamente come se fosse ora, cioè, hai preso gol in un unico contropiede che hanno fatto, artistico se non sbaglio, sì. ha fatto gol. Quindi, poi 6 palle gol. Poi abbiamo avuto un'infinità di palle gol dove non siamo riusciti a buttarla dentro. Vuoi non vuoi, poi queste sono cose che ti porti dietro. Quello che manca in questa stagione è un filotto di vittorie lungo. Sì, è una cosa che al di là delle due forse non abbiamo mai fatto un filotto di 3-4 vittorie, 5, 4 vittorie e un pareggio, poi pareggio, vittoria, vittoria, pareggio. Abbiamo sempre avuto di mezzo una sconfitta, pareggio, e quindi... E con Tabiani cosa non ha funzionato secondo te? Ma al di là dei risultati anche che lì abbiamo è stato sempre, perché comunque anche lì giocavamo bene, ma non riuscivamo mai ad andare oltre a quello che era una sconfitta o un pareggio. Ma non c'era neanche empatia con la piazza, almeno da quello che abbiamo potuto constatare dall'esterno? Cioè non è un allenatore che è riuscito a entrare in empatia con l'ambiente? No, ma io penso che dal primo giorno comunque c'è stato questo disaccordo, mi sa, della scelta del mister. Cioè non è stata accettata come dal scelta? primo momento, diciamo che è sempre stato
col fucile puntato, dove è inutile negarlo, tante colpe non sono del mister, come tante colpe non sono adesso di Lucarelli. Al di là di tutto siamo sempre noi che andiamo in campo e riportiamo quelle che sono le idee degli allenatori. Alessandro, Angelo, una sola azione rispetto alla partita di ieri, così chiudiamo diciamo, il discorso gara di ieri e poi ci proiettiamo alle pagelle prossime. abbiamo anche. Abbiamo anche le pagelle, certamente. Spero che sia l'azione del gol. Intanto vediamo l'azione del gol del Picerno, dove forse c'è stato tanti errori purtroppo. più di una mancanza da questo punto di vista. Chiedo alla regia di potercela agevolare. Eccola qui l'azione a campo C'è largo. Pagliai intanto. che mette solo in mezzo, Monaco libera, arriva a Gallo senza pressione perché nessuno tra Teio e Cicerelli arriva in tempo. Guardate la prossima immagine, a il pressare prossimo il fotogramma. centrocampista del Picerno. Eccolo qui, guarda, in questo fotogramma Primo si gol vede in carriera qua di osserva- Gallo. Ci fermiamo un attimo. No, siamo fermati qui, guarda. Perfetto, qua ci sono almeno tre errori evidenti, indipendentemente La dal... respinta di Monaco è corta. D'accordo, Alessandro, non era la prima che faceva, puoi lisciare una Poteva respinta. fare meglio neanche. Esatto, Poteva fare meglio. Dico, non era la prima. Ok. A Monaco chiediamo altro, ed è un giocatore che fa altre cose. Però qua Teio e Cicerelli. Qua ce sono Teio, Cicerelli E poi Guaini mi e pare Guaini che addirittura si scansa. in traiettoria. No, ed è un tiro dai 22 metri. E il portiere in quel centro la 23 palla la metri. vede bene, no? Esatto. La E vede. lì È il suo palo. c'è proprio ritardo. È uno di quei gol che fai fare bella figura al centrocampista, ma ci sono almeno 3 errori evidentissimi che non sono qui, non sono soltanto errori tattici, Ciccio, no, non sono soltanto errori di piazzamento. Attenzione. È una questione di approccio al momento della partita. Cioè lì mi aspetto che comunque uno di quei 3 si muova, vuoi per fare uno schermo, vuoi per dare una spallata, vuoi per accorciare sul centrocampista. Mi aspetto che il portiere, appena vede scoccare il tiro, si tuffi, perché lì arriva la palla e non aspetti 3 secondi. In tutto questo non c'è nella preparazione atletica, non c'è la tattica probabilmente, non c'è niente, c'è l'esperienza. E dico, è pazzesco pensare che giocatori che avete questa esperienza stiate lì a guardare che l'evento accada. Mi è difficile analizzare il gol anche perché non giocavo, quindi non mi sembra neanche giusto, però io sono sempre onesto e cerco di dire le cose nel migliore dei modi. E posso pensare che se ci fossi stato io in campo forse avrei fatto la stessa cosa, nel senso che magari un tiro da lì, poi magari è stata ripresa solo l'ultima parte, non sai da dove è venuto, lascia stare questa, come si è sviluppata l'azione, come sia venuta l'azione e tutto il resto, no? Però anche qui penso che Sasà abbia visto la palla alla fine, infatti è andato col destro e non col sinistro, quindi cosa gli vuoi rimproverare? Cioè, non gli puoi rimproverare niente. Magari se prova a fare lo stesso tiro a 3-10 volte non fa gol. Io penso sempre al fatto che l'ho già detto ai ragazzi più di una volta che magari in altre situazioni quel tiro sarebbe andato fuori o sul palo, sulla traversa. Sul primo rimpallo del tiro della respinta di Sasà, no, ci sono 3 giocatori del Catania in vantaggio sull'avversario. No, non sono tutti in vantaggio. 2 lo sono quasi sicuramente. Possiamo rivedere comunque il filmato. Al primo rimpallo è vero che arriva non in sono corsa. tutti perché guarda, Cicerelli vuoi o non vuoi prova a fare una corsa per rincorrere l'esterno. Al primo rimpallo, Teio è quello più vicino. Esatto. Quantomeno provi a fare fallo. In questo momento guarda, però un cenno di reazione l'hanno avuto tutti, capito? Al di là di quello, ripeto, sul Ciccio, fatto che sia... Tu sei intellettualmente onesto, lì non c'è proprio nessuna reazione, lì c'è elettrocardiogramma fa piatto. Parte, diciamo, dell'annata che, al di là di tutto, qualsiasi cosa, tu pigli gol. Qualsiasi tiro, qualsiasi cosa. O prendi il palo in fase offensiva. Cioè, è una cosa proprio... troppo lampante il fatto. Allora, il buongiorno si è Mattina. visto a Catania Crotone, lui che fa un tiro cross, il pallone
90 volte su 100 con quella traiettoria e quella rimbalzo va dentro, invece non entra. Secondo me là è stato proprio il prologo della stagione, la prima giornata. devo dire la prima giornata. Ti ripeto, è un po' così, è una cosa che ci stiamo chiedendo sempre, al di là di quello che è stato, ti dico ora Però nelle ultime l'analisi di settimane. questo gol pesa nella misura in cui tu non fai un gol con 3 occasioni clamorose. Teio, Possiamo 2 vederne volte qualcuna? Costantino, quelli Chiedo sono chiedo azioni alla che regia devi- di fare scorrere delle come fare immagini un buco nella velocemente, porta, quelle che sono le azioni che abbiamo selezionato un buco grosso. per, diciamo, sono le occasioni mancate dal Catania. Siamo qui e qui sì. Dritto per dritto devi tirare. Ma ci ha Però pensato troppo. Io la vedo, io penso, no, in questo, se fosse stato Nazionale al contrario, Avresti elogiato curato, il difensore. bravo, capito? Magari dici, qua il difensore ha fatto una grande cosa, Andres ha tirato pure forte, giustamente tira col suo piede forte, non tira col sinistro, ma bisogna dare anche dei meriti a quello che è una... Vediamo il prossimo. Cioè il difensore secondo me qui ha fatto una Allegretto. grande cosa. Qui Una mezza occasione, qui Rocco purtroppo. Qui una mezza occasione, la palla forse un po' troppo arretrata rispetto al punto dove si trovava e magari ci può stare. Andiamo avanti con il prossimo filmato. No, non è questo. Questo è il Qui colpo in Curado testa che di ha Curado. colpito di testa ma l'ha messa alta sulla traversa e poi c'è il prossimo episodio che forse è quello Grazie che a è... Chirico, sì, la Eccolo pressione. qui. Welbeck, qua Chirico fa una gran cosa La cosa più bella di tutta la Sì. partita. e poi qui Non si può. Qui diciamo forse probabilmente si poteva e si doveva fare molto di più. Vabbè, No, ragazzi, perché poi in realtà ormai, i nostri ripeto, la partita ormai- giudizi sono orientati ai risultati. certo, Un ci fai mancherebbe un altro. gol. E parliamo di giudizi, vediamo le pagelle e dove andiamo in pubblicità. Sì. Vediamo Partiamo velocemente. dal migliore. Partiamo dal migliore. Il migliore della partita giocata dal Catania è lui, Alessio Castellini, voto 6,5. Bagliasegni scrive: cambiano allenatori e sistemi di gioco, ma la maglia da titolare non gliela sfila nessuno. Anche lui va talvolta in sofferenza nei duelli, ma onora la fascia di capitano garantendo un ritmo più intenso rispetto al passo lento di molti altri compagni. La punizione liftata, calciata in pieno recupero, non c'entra il bersaglio grosso per centimetri. E adesso vediamo il nostro campetto. A Lucarelli oggi voto 5. Passando in porta Albertoni 5,5, a Bua 6,5, Curado 5,5, Monaco 6, Castellini 6,5, centrocampo Welbeck 5,5, Quaini 5, Di Carmine 5,5, a Chiricò voto 6, Chiarella 5,5, Teio 5, Contec 6, a Cecerelli 5,5, Peralta 5,5, Costantini voto 4. Allora, fra poco andiamo dai cugini per le contropagelle, facciamo la pubblicità, poi torniamo, ci proiettiamo anche alla prossima gara, vedremo il calendario, tutto questo fra pochissimo. Le promesse vanno mantenute, allora ci sono le pagelle, Da pagelle andiamo, a pagelle. le sono le contropagelle, Sì, andiamo dai Andiamo cugini. di costa, sì, dai, Marco, lancia il servizio. Già per servizio. Marco, lancia il servizio. Vabbè. Tu sei la gioia della nostra città. A Bettoni, senza voto. Era bello tranquillo a rattare su dico come un impiegato comunale qualsiasi. E di botto fu avviato a mare. Buà, quattro, a mare. Monaco, quattro, a mare con tutti i scappi. Curato, quattro, a mare senza manco sapere nadare. Castellini, 5, a mare con questa gente a forma di Reginaldo. Saimi, 4, a mare in si vanno magari l'acqua. Webeck, 4, sott'acqua. Aici Castello, 4, e il nuovo Anniados. Chiricò, 4. Se un corpo immesso in un'acqua subisce una spinta da basso verso l'alto, pari a peso del volume del liquido spostato dal coppo, a sto reddo si acciuava a mera fossa delle Marianne, a 10.994 metri di profondità. Cicerelli, 4, una volta salvare manco bagnino. Costantino, 2, l'ha detta alla sicurezza rodetana che ci fece più con bassa. Di Cammine, 4, a mare Macariddo. Chiarella,
quaccio, a mare magari che arriva, Condecchi, quaccio, Anniatovic, Peratta, quaccio, otro nuovo Anniatos, Lucarelli, 2, falla come vuoi, sempre cucuzza ovviamente a Bagnomaria. Vabbè, allora il Pacelle oggi davvero Non c'è bisogno che diciamo a Ciccio la Visarda. ha capito tutto, ha capito tutto. Ma c'è un ma? E qual è questo ma? Dai, Ciccio, siamo convinti che ci arricupigliamo. Esatto. Anche perché se tu che ci capisci, insomma, Dai, che arricupigliamo. intenzione avevamo? Andiamo a fare sì o no? Ci arricupigliamo. Volete sentire cosa dice Ciccio? Sì. Ci arricupigliamo, dai. Io lo spero, anche perché al di là della battuta, la risata, è il momento di scherzo che ci sta sempre. Io spero che possiamo veramente riprenderci, perché vi assicuro che non ci stiamo bene neanche noi, perché è brutto vivere questa situazione, ve lo posso assicurare. Vi posso assicurare anche che i ragazzi ci stanno male di tutto questo, e spero davvero che possiamo riprenderci per cercare una benedetta volta di dare una svolta a questo campionato. Mentre la regia ci mostra il calendario delle prossime partite, il campionato ovviamente, e poi Coppa Italia 28 febbraio, volevo appunto parlare con Rapisarda di questo programma di partite, perché ritenere di guardare già al 28 febbraio sarebbe un errore imperdonabile, perché fai bene la partita del 28 febbraio se dai una continuità di prestazioni e risultati nelle 4 gare di campionato che la precedono. Sì, diciamo che non siamo nelle condizioni di poter fare, di poter guardare oltre. Dobbiamo guardare, secondo me, partita dopo partita e cercare di arrivare in ognuna di loro nella migliore condizione possibile, soprattutto mentale. Anche perché il coefficiente di difficoltà delle partite di campionato, 3 almeno di queste 4, si alza rispetto, insomma, alle partite più recenti che avete affrontato, perché arriva la Casertana, squadra che paradossalmente ha fatto meglio in trasferta che in casa, poi ci sarà Juve Stabia fra 2 partite, la trasferta di Taranto che si presenta da sola. Forse è meglio, secondo me, dato la situazione, forse è meglio giocare queste partite, perché ti danno forse quel qualcosina in più, però ti ripeto, è meglio pensare partita dopo partita per poi cercare di arrivare alla Coppa, che è una cosa a parte, ma principalmente dobbiamo pensare a quello che è il campionato. Ma sinceramente, come si fa a preparare una partita? Ora, a parte le incidenze che poi rappresentano anche una base di attenuanti che avete, ma come si fa a preparare una partita? Dove devi essere bravo Esatto. è non farti condizionare mai da quello che è il contesto in generale, no? Uno bisogna essere sempre regolare in quello che è. Ti posso dire, non è perché mo hai perso a Picerno, domani vai al campo e inizi a piangerti addosso. A piangerti addosso, inizi a picchiarti dentro al campo, perché non serve a niente, capito? Bisogna essere dei professionisti anche lì, lavorare sodo e cercare di preparare. Come preparate? Cioè, avendo soltanto 3 giorni di tempo tra una partita e l'altra, domani che si fa? Dopodomani pure e poi... Domani è? Giovedì. Giovedì. Sì, che sarebbe giorno... una specie di martedì. Defaticante. No, domani è giovedì, perché è giovedì. Magari esatto. La scorsa settimana, perché era venerdì, abbiamo giocato venerdì, il giorno dopo era già mercoledì, venerdì, perché poi rigiocavi dopo 2 giorni. Domani è classico giovedì, però magari essendo che c'è poco tempo per preparare la partita, magari fai molto di più. Non puoi fare tanto a livello fisico perché ti avvicini troppo alla partita. Comunque ci siamo allenati oggi e domani si riparte dal classico allenamento del giovedì, dove inizi a preparare la partita. Una partita per volta, la Casertana, anche se ha avuto una flessione nell'ultimissima parte del campionato, ha un organico da primissimi posti in classifica, e c'è stato nei primissimi posti in classifica fino a un mesetto fa. Qual è diciamo, la caratteristica che più vi può creare problemi e quali invece possono essere i punti deboli su cui voi
potete fare una partita come quella dell'andata, che sì, è vero, fu incanalata bene dall'Eurogol di Mino Chiricò, ma che poi sul campo il Catania dominò in lungo e largo, facendo 4 gol, ma ne poteva fare anche molti di più. Diciamo che, come hai detto te, la partita dell'andata è stata condizionata questa volta a favore nostro, perché Mino ha fatto un gol, penso che Incredibile. Tra i più belli non del si vede campionato. da nessuna parte, di là di qualche rovesciata che ho visto in altri gironi, ma penso che io ero a casa, ero infortunato, mi è arrivata la notifica al telefono e ho detto come è possibile se siamo nella nostra area al momento. È stata condizionata a nostro favore, ma penso che sia una partita difficile, anche perché loro comunque, al di là delle ultime giornate, comunque vengono da un periodo molto positivo, stanno anche in una condizione di classifica che gli permette di stare sereni. Hanno cambiato forse modulo, hanno giocato in diversi modi, ma quello che conta più di tutti è l'atteggiamento nostro e la voglia che abbiamo di vincere assolutamente questa partita. Prima di E di chiudere, buttarla dentro, che è quello che E di non prenderlo. Alessandro, sempre. prima di chiudere, sempre- non voglio interrompervi, però Sì. siccome da casa insistono su quello che è il regolamento che prevede l'accesso ai playoff, cerchiamo di chiarire in maniera diciamo chiara e lineare che cosa succede nel caso in cui il Catania, ci auguriamo tutti, arrivi in finale di Coppa Italia. Allora, ci sono state le tesi più disparate. Prima di andare in onda abbiamo consultato Appurato le NOIF. le NOIF e la FIGC e si capisce che per poter usufruire Questo beneficio. del beneficio o della vittoria nella Coppa Italia come trofeo o nell'arrivo in finale con un'altra squadra, per esempio il Padova, che ha già una posizione di classifica E che conclude il campionato in quella posizione Insomma, di nella classifica tra le griglia. prime occorre tre. che il Catania non finisca ai play-out, cioè può anche non entrare tra le 10, ma la condizione è che non finisca nei play-out, Cioè, perché in quel caso facciamo sarebbe così. una preclusione per Alessandro, l'accesso. in questo momento In questo momento il Catania ha più sarebbe 7, terza. sarebbe a più 7 sul Monopoli, Perfetto. quindi E in ogni È caso, fuori dai playout e e quindi vincendo tutta questa godrebbe competizione, di questo vantaggio, o di questo vincendo la beneficio. competizione O o arrivando vincendo. finalista perdente con il col Padova Padova, che dovesse concludere il campionato tra le prime tre, diventi accederebbe terza. al playoff direttamente come al terza. nazionale, salterebbe i turni del girone, E per quindi com'è? capirci. La fase diciamo del girone va direttamente alla fase nazionale. Esattamente. Ragazzi, abbiamo chiarito, spero che non ci siano più dubbi. È Siamo così, anche... Ciccio? Sì. Ok. Allora, Ce l'ha detto lui, dai, così. Vorrei Non date ringraziare- colpa a me, semmai ho capito male di capo. No, Abbiamo detto che sono l'abbiamo le guardato NOIF. insieme. No, ma penso che, scusami, Sì, no, al pensi di là che- di quello che non possiamo soffermarci solo su quello che è la Coppa Italia e dobbiamo assolutamente... 12° posto e 10 non è- sconfitte non sono numeri da Catania. Non sono numeri consoni a quello che è la squadra e il potenziale di questa squadra e di questa società e di questa città. chiaro, chiarissimo il messaggio di Rapisarda. Adesso speriamo Onesto che come sempre. Bravo, possa Francesco, essere diciamo bravo. traslato, riportato poi sul campo nei fatti e nei risultati. Vado a salutare per primi i cugini stasera. Buonasera ragazzi, vi ho sorpreso, presi in contropiede. Buonasera, grazie. Naomi, buonasera anche a te. Buonasera a te, buonasera a voi, buonasera a tutti. Grazie a Ciccio Rapisarda che è stato con noi in una serata non facile, certamente non semplice per lui ma per tutto il Catania, la società, per quello che è l'andamento Non è bravo, della dribbla, stagione. stoppa e al momento giusto fa il fa suo anche mestiere, gol. fa il Fa suo anche gol. mestiere. Al momento giusto fa anche gol. Grazie ad Alessandro Dagliasindi. A voi. Grazie ad Angelo Grazie a Patanè. voi. Non me lo vuole raccontare una vittoria, Angelo? L'appuntamento con Corner era lunedì, noi ci ritroviamo con le produzioni sportive venerdì perché c'è preview con Marco Carli, domenica torniamo alle 15:45 con diretta stadio e poi lunedì chiaramente c'è Corner. Anteprima e serata. Lunedì completo, c'è anteprima alle 14:30 Non ci e mancare poi non ci nulla. facciamo mancare nulla. Turno Buonanotte.